cerchiamo di dargli una forma alziamo un pochino la temperatura. Vedete come cresce il cornicione? Inizia a crescere, comincia a colorarsi. Questo è dovuto all'alta temperatura, allo shock termico che riceve l'impasto. Cominciamo a vedere un po' la situazione sotto. Cominciamo a girarla. C'è un profumo che purtroppo non possiamo farvi sentire. La pizza è praticamente quasi pronta, cotta in 60-90 secondi. Vediamo la prova del cornicione. Come vedete è alveolato e ottimamente lievitato perché è vuoto.